L'annuncio è stato fatto a Milano nel corso della BIT 2023, la fiera internazionale del viaggio. La celebre spiaggia del Grand Hotel de Ben, lo storico albergo del Lido di Venezia, che fu testimone dell'ascesa dell'alta borghesia del Novecento, rivivrà con una gestione veneziana ad hoc, mostrando un profondo legame della proprietà con il territorio. Oggi è stata anche l'occasione di un annuncio importante, ovvero il rilancio della spiaggia del De Ben, uno storico stabilimento balneare inaugurato addirittura nel 1900, quella che potremmo definire la culla della balneazione attrezzata veneziana, veneta e anche italiana. Per il settore alberghiero veneziano è stato un periodo difficile negli anni travagliati della pandemia e del post-Covid, caratterizzato dalle incertezze per gli aumenti dei costi energetici e dagli scenari bellici, un rilancio che è anche simbolico di qualcosa di più. E non solo per la struttura in sé, ma anche per il rilancio totale del Lido di Venezia, un lido importante, fondamentale, che ha vissuto momenti gloriosi ma anche anni di difficoltà. Grazie a questi investimenti non solo rivedremo ripartire questo stabilimento, ma credo sia un fiore all'occhiello per Venezia e per l'intera regione. Anche l'amministrazione di Venezia, già coinvolta, promette appoggio al piano di rinascita della spiaggia del De Ben e di tutto il Lido con il lancio della stagione balneare 2023 delle spiagge venete.